E allora, ben ritrovati in Arsenale. Come dire, chiusura di proiezione. Questa è la ragione, vi dicevo, per cui era complicato parlare prima, perché è un film che non è effettivamente una chiusura di un cerchio, ragionando anche su come il film lo apri rispetto a poi come lo chiudi, anzi tutt'altro. Però dicevo, è sempre difficile parlare prima di un film, soprattutto poi quando arrivi a un finale che ti sorprende come questo. Però per rompere il ghiaccio, prima di cedere la parola al pubblico, sia fisico che eventuali domande che arriveranno da chi ci sta seguendo in streaming, volevo un attimino riprendere proprio il concetto della pandemia, perché è interessante come, a differenza di molti film, sta uscendo veramente si può dire una cinematografia dedicata alla pandemia, a quello che stiamo vivendo, nonostante l'elaborazione di questo lutto collettivo o comunque di questo grande momento di seria difficoltà. Forse ancora non è arrivato il tempo giusto, il momento giusto. Tu scegli in realtà di inserire l'elemento per le ragioni che chiaramente sono state di natura anche produttiva, e c'è una frase che a un certo punto inizia a ricorrere durante il film, che è: quando ricomincerà tutto, quando ricomincia tutto, no? Che in realtà è un po' un presagio di questa attesa nei confronti di un futuro che arriverà, di un cambiamento che arriverà e che si lega poi a tutta una serie di temi nel film. Volevo ancora un attimo con te indagare questo, cioè quanto ha inciso secondo te nel cambiare l'ottica, diciamo, dei personaggi che tu racconti, l'elemento appunto di questa situazione complessivamente difficile. All'inizio, quando avevamo iniziato a pensare a questo film, era un film che raccontava una tensione tra fratelli dentro ad un grande flusso di persone, di economia, di cose che stavano trasformando le loro vite. Poi questo flusso si è fermato improvvisamente. Sì. E Venezia, vabbè, in parte lo vivete anche a Pisa, in Toscana, però insomma, raccontavo prima, Venezia sono la quantità, il rapporto quantitativo è impressionante, cioè ci sono 45-50 mila abitanti con circa 60-70 mila turisti al giorno, quindi è chiaramente un impatto enorme. L'idea era quella di provare a raccontare questa storia dentro a quella massa, con molte più scene di massa, eccetera. Poi è cambiato tutto, però quindi la storia si è un po' svuotata, no? di quell'idea, però si è riempita di un'altra tensione, che è quella di chiederti che cosa faccio adesso che è successo questo grande cambiamento, che come cambia il mio rapporto con quella dimensione. E quando con Marco Petanello siamo tornati a Venezia per riscrivere in parte il film, questa domanda di cosa facciamo quando riparte era una domanda che tutti si chiedevano, perché l'80% delle persone lavorano col turismo a Venezia, per cui erano bloccati e si chiedevano che adesso cosa facciamo, se ripartiamo, se cambia qualcosa o meno. E questa domanda, che cosa facciamo quando riparte, quando riparterà, ci è sembrata una domanda che ben interagiva con la tensione drammaturgica dello scontro tra i due fratelli e dell'eredità della casa che c'era già prima. E in fondo Alvise c'ha un motivo in più per volere la casa, no? Perché dice la gestione degli appartamenti in affitto è più rischiosa, se io ho una casa di proprietà mi funziona meglio. E poi perché Alvise ha la sensazione che effettivamente in parte sta succedendo, che poi la ripartenza darà alla gente ancora più voglia di muoversi, per cui il turismo funzionerà meglio e quindi voglio investire su quello. E in più Alvise c'è un altro motivo, che ha bisogno di soldi perché le cose nel frattempo sono andate male. Quindi ci aumentava una tensione che già avevamo in testa, però dentro ad un rapporto con gli spazi, con i silenzi pieni e vuoti, ben diverso da quello che era l'idea iniziale del film. Però ci è sembrato assurdo, cioè l'alternativa era far finta che non fosse successo niente e ambientarlo in un mondo pieno. Allora, tu che vieni dal cinema del reale, diciamo che sarebbe stato ulteriormente assurdo, voglio dire, per te che sei cresciuto osservando la realtà e continuandolo a fare, perché ovviamente il tuo è un cinema che di volta in volta può decidere di utilizzare il linguaggio della realtà
o della finzione, ma per raccontare delle storie poi molto, molto autentiche, molto vere. Tra le altre cose, come dire, il tuo stile documentaristico anche in un film di finzione lo si riconosce anche proprio nel come decidi di mettere in quadro e di raccontare i personaggi in movimento. Personaggi che i due fratelli che restano, diciamo, che hanno due visioni del mondo molto differenti. Una è la visione per cui infatti non mi ero mai fermato, cioè il momento in cui no, davvero, ok, questa cosa non l'avevo mai vista, no? E che racconta di una conoscenza forse solo parziale di quello che è la città in cui ha vissuto, paradossalmente. E dall'altra parte c'è il se mi vago, sono perso, giusto? Mi sono perso. Se vago via, sono perso. Se vago via, sono perso. E questo è invece proprio il concetto del restare qui oggi, al di là di tutto, perché così come quegli animali che vanno presi, no, soltanto nel momento in cui la casa la perdono, in realtà, come dire, se vai via, se vai a Mestre a 10 km comunque Sì. è un'identità che si va perdendo ed è un qualcosa in termini di tessuti sociali, come dire, che succede a Venezia ma che probabilmente non succede un po' è dappertutto, questo. sì. Anche se abbiamo tentato di costruire due personaggi che, pur partendo ovviamente da due posizioni diverse, altrimenti Certo. non c'era il film, non c'era il conflitto, fossero non schiacciati in queste due posizioni in maniera troppo manichea, perché comunque Piero è uno che si è perso, Sì. e per questo ha paura di riperdersi, Certo. no? Cioè non è un difensore marmoreo della tradizione, no? Cioè uno che è nato dentro la pesca, ha detto col cazzo che faccio il pescatore tutta la vita, è scappato, ha cercato altre fortune, si è scontrato contro un muro, è stato preso, e quando è uscito dalla galera, appunto, come racconta Silvana, lui non sapeva se andare avanti o tornare indietro, cioè se ritornare in galera o se mettersi dentro ad un destino, ad un'identità che però lo aveva anche ferito, gli aveva anche pesato. E il fratello Tony, quello che poi muore, lo ha preso e lo ha salvato, e lui dice: per fortuna che Tony mi ha preso, perché altrimenti chissà dove ero a questo punto. Quindi è uno che ha paura di perdersi, non perché è appunto solido nella sua identità, ma proprio perché sa che può perdersi. E l'identità in questo modo è un'identità che mi interessa di più, no? Perché se c'era il pescatore duro e puro o Sì. poetico che vuole difendere la sua tradizione, dopo un po' mi stavo sui coglioni. Invece in questo modo cerco di raccontare un rapporto conflittuale con un'identità che però, che se sai, se ne perdi l'odore, se ne perdi il sapore, sai che ti può far male, no? E allora questo mi interessa. Dall'altra parte Alvise, certo, è uno che davanti al Ponte dei Sospiri non si ferma, No, certo. ma perché l'importante è che ci sia tanta gente che ci passa Sì, davanti, esatto. no? Però non è uno che fa del male alla sua famiglia. Lui lo dice: io non penso ai morti, penso ai vivi, no? Sì, sì. Cioè, lui cerca di utilizzare quel treno che passa per far star meglio la famiglia, nell'unico senso che conosce, cioè guadagnare di più e così staremo meglio. Che però non è un pensiero così maligno, cioè è come va il mondo, no? Cioè non è che... E lui lo fa nello stesso modo con cui Piero aveva cercato di liberarsi da quell'identità, in qualche modo. Cioè lui dice: ma chi ci torna a pescare? Non ci torna nessuno. Allora prendiamo questa casa che per culo ci siamo ritrovati ad avere, che quando siamo nati era una casa da poveretti, con quella che poi Braghetto chiama il Deor, l'esterno, l'Altana, è un posto molto ricercato adesso, ma una volta era, diciamo, il punto dove appoggiavi la rete quando tornavi a casa, prima di entrare in casa, che era al piano terra, quindi era umida come il Deor, e quindi era un posto di merda essenzialmente, e poi d'improvviso diventa casa con il Deor e il posto parco. E Alvise diceva: mi sono trovato la fortuna di trasformare il posto dove ho sofferto da bambino in un posto che vale 400 euro al giorno, ma usiamola questa fortuna, no? Pensa semplicemente questo. Alvise non ha una malvagità in più, no? Anche lì lo si poteva costruire seguendo macchiette, farlo diventare un puttaniere o cose del genere, ma altrimenti perdeva.
La cosa che mi affascina ulteriormente come elemento invece di Piero è questa sua grande passione per storie di sconfitti sostanzialmente, che però sono storie cinematografiche, ovvero quello che noi sappiamo del suo background, a parte degli elementi che in qualche modo vengono fuori, sono le sue storie che lo aiutano a stare al mondo, quindi ad avere un contatto con l'esterno, e sono squisitamente cinematografiche, ma sono tutte storie di grandi sconfitti. Sono tutte storie di eroi sconfitti, sì, però di sconfitti che essendo sconfitti vincono, cioè nella sconfitta vincono. Vincono. E lui sì, si aggrappa a queste figure di eroismo fallimentare, insomma, L'elemento cinematografico per costruire... Beh, vabbè, è un po' un gioco nostro, ovviamente, perché ogni tanto lo si può fare. E noi la cosa che ci premeva di più era raccontare che a Piero non piace troppo lavorare, sì. Per cui mentre gli altri lavorano, lui racconta i film. Sì. E questo ci sembrava interessante come presentazione del personaggio, proprio per evitare l'eroe tutto tondo, invece. No? Certo. E poi comunque sono 3 film, forse Spartaco è un po' più ricercato, però insomma Il Gladiatore e La Grande Guerra sono film super popolari. E poi racconta anche un po' la sua solitudine, insomma, di lui che la sera sta a casa a vedersi i film da solo e poi il giorno dopo li racconta. Sì. Probabilmente anche una difficoltà a dormire. Domande da parte vostra. Chi rompe il ghiaccio? Sa. Non vedo mani che si alzano. Se no noi andiamo avanti e siamo pronti a ritornare da voi alla prima mano che si alza. No, l'altra cosa che colpisce effettivamente è il modo in cui narri la città attraverso una scala di colori, nel senso che Venezia siamo abituati, si diceva in precedenza, a vederla al cinema sempre. C'è anche l'Uomo Ragno, ci è arrivato, no? Su un certo punto, ecco, su. E quindi veramente passiamo... C'era anche mentre giravamo noi, c'era Tom Cruise. C'era Tom Cruise, si vedi, ecco, sì, è vero, c'è stato Tom Cruise in quel periodo. E una sera dovevamo girare l'esterno notte della casa di Piero, no? Quando lui balla, poi ci sono 2 inquadrature esterne della casa. Sì. E ci siamo piazzati con la nostra camera, insomma, era una produzione non piccolissima, perché erano comunque 40-50 persone, però chiaramente non Tom Cruise. A un certo punto dovevamo girare e si accende il cielo completamente, perché le produzioni normali girano di notte le scene di notte, di giorno le scene di giorno, al massimo di giorno le scene di notte, in interno, no? Pannelli. Quelli giravano di notte le scene di giorno esterne, certo. Cioè illuminavano interamente Piazza San Marco, per cui c'era tutto, ma sempre un bagliore, tipo un'aureola gigantesca intorno alla città, e noi non avevamo più la notte, certo. Non potevamo più girare la notte, perché Tom Cruise doveva girare la notte di giorno la notte. Sì. E allora ho detto come facciamo, come non facciamo, tutti bloccati. A un certo punto arriva l'attrezzista che era di Giudecca, che era locale, fa: qual è il problema? No, che Tom Cruise ha acceso il cielo. Ah, non ti preoccupare, conosco l'elettricista, l'ha chiamato. Ho detto spegni il cielo. Spento il cielo, abbiamo girato, riaccendi. Ha riacceso il cielo. Funziona così, nel cinema funziona così. Due grandi... Esatto. Il grande potere di Tom Cruise, poi bastava un elettricista amico. Certo, esattamente. E per l'appunto da Tom Cruise, l'Uomo Ragno e compagni... doveva girare una scena di lui che scappa. Certo, vuoi fare dell'esterna di gioco. No, appunto, così come tantissimo cinema storico di qualità, insomma, veramente Venezia è una delle città al mondo in assoluto più raccontate, però siamo abituati a determinate tonalità che vanno sempre più, no, a renderla una città malinconica. Qui hai dovuto giocare su dei toni che spezzano completamente, cioè c'è la parte squisitamente lagunare, che in realtà poi porta anche la morte, per cui è chiaro che vai verso quel gioco lì. Dall'altra parte c'è invece un colore... Sì, però è una laguna fatta di terra anche. È una laguna, è vero. Non è la laguna solo di acqua ferma, nebbiolina, certo. Gondola. È incredibile. Ogni volta che giravamo, se passava una barca remi che vogava o una gondola, diventava immediatamente cartolina, cioè subito in un secondo diventa quello. E invece le barene, quelle barene in particolare, sono una laguna molto più un po' fatta anche di terra, di fango, quindi con dei colori meno eterei, un po' più materiale, e abbiamo cercato, e poi Giudecca, a differenza di altre zone, è molto più rosso mattone,
i loro vestiti da pesca sono tutti verde scuro, quindi abbiamo Sì. lavorato su dei colori che non sono né il colore, diciamo, degli affreschi veneziani Sì. e della forza pittorica veneziana, che è anche molto utilizzata, o dei palazzi, no? Né i colori appunto grigio scuro, nero, bianco nebbia, che sono invece i colori della morte a Venezia. Sì, esatto. Esiste appunto, un'altra tavolozza di colori, che è quella del quartiere popolare di Venezia, no? Che è quello che sta scomparendo. Certo, in assoluto. E che non è raccontato, che è molto poco raccontato. È molto meno raccontato, certo. È il vostro momento, io sono sempre pronto a ripassare la parola a voi. Vedo che il ghiaccio non si rompe. Sì, eccola. Hai alzato la mano, quindi ti spetta di diritto il microfono. No, devo arrivare per la diretta. Grazie. Ciao, così sciolgo io il ghiaccio. Mi è piaciuto moltissimo il film. È troppo presto perché abbiamo una domanda intelligente, così che mi ha incuriosito molto come avete fatto l'ultima scena con i granchi. Certo. Avete davvero riempito la casa di granchi? Sì, allora, abbiamo girato la casa del film, è una casa vera che esiste davvero, l'esterno, no? Okay. Cioè, quel primo piano con il Deor fuori, quello esiste davvero. L'entrata della casa, quando ad esempio c'è Alvise a un certo punto che entra senza farsi notare dal fratello, entra, quel primo pezzo di casa è vero. Il salone, dove c'è il pranzo iniziale e poi la scena finale, quello l'abbiamo fatto in un teatro di posa, perché io dovevo spaccare il soffitto nell'ultima scena, perché quell'ultima scena, se io non spaccavo il soffitto, non potevo farvi vedere i granchi, ma soprattutto non potevo avere la troupe in mezzo ai granchi, no? Dovevo avere un braccio, perché se riempivo tutto. E così abbiamo costruito un teatro di posa che è stato riempito con 5 quintali di granchi. E c'era solo l'attore che camminava in mezzo ai granchi. Tutto il resto, tutta la troupe era fuori dal teatro e c'era il braccio della camera che muovevamo da remoto. Okay. E ne approfitto anche per per il cercare di non microfono. ucciderne troppo, un po' di granchi li abbiamo schiacciati inevitabilmente, ma se tutta la troupe andava dentro. Ci sono molte persone che fanno ancora quel lavoro lì e quella vita lì. No, sono rimasti pochissimi. Nel 1980 negli anni 80 erano circa 200 i pescatori di moecche, oggi sono 7-8. Praticamente è rimasta solo la famiglia, cioè nel film ci sono, quando vanno a pesca, no? All'inizio del film ci sono Roberto Citran, Paolo Pirobon e altri 2 pescatori. Quei 2 pescatori sono i 2 veri pescatori di moecche e fanno parte di questa famiglia che si chiama la famiglia Bognolo, che è l'ultima vera famiglia rimasta di pescatori a Giudecca. Poi ci sono i pescatori di moecche a Burano e a Torcello, che sono anche la laguna nord, però è staccato dalla città, cioè è proprio un'isola a parte. In città centro storico, diciamo la Venezia centro storico, c'è solo questa famiglia. Poi ci sono quelli a Laguna Sud, a Pellestrina, che oggi ce ne sono altri. Che è un po' perché è faticoso, è un lavoro difficile, per cui hai meno ragazzi che lo fanno. Però negli altri posti intorno a Venezia ci sono ancora che lo fanno. È proprio Venezia che è un luogo dove non si riesce a vivere con una dimensione economica media, che per carità il pescatore di moecche può andargli anche abbastanza bene in alcuni momenti, però insomma non farà mai soldi più di tanto e soprattutto il rapporto fatica-guadagno è molto alto. Quella popolarità lì di quel lavoro, che è un lavoro abbastanza faticoso e modesto, è possibile farlo coincidere con il costo della vita a Venezia. Cioè, amici che hanno deciso di provare a vivere a Venezia, che tentano di vivere a Venezia nonostante tutto, pagano affitti 3 volte tanto, 4 volte tanto di quello che paghi dall'altra parte del ponte.
perché le case sono in mano al mercato immobiliare turistico, che gestisce altri livelli, oppure acquista solo per averlo, no? Cioè comprare una casa a Venezia è un investimento, punto. Che lo fai se sei una persona con un reddito alto, non so, un avvocato di Milano che vuole comprarsi una casa, o un architetto che gli avanzano dei soldi, si compra una casa, se la compra a Venezia perché fa fico, e ci va ogni tanto, è pieno, strapieno di case abitate 20, 30, 40 giorni l'anno. Soprattutto i grandi mercati finanziari immobiliari, le grandi, insomma, agenzie immobiliari comprano decine di appartamenti, e alcuni di questi li gestiscono, altri li lasciano anche soltanto come investimento. Questo modifica totalmente il mercato immobiliare per gli esseri umani normali, non solo per i moicanti, e ti rende impossibile scegliere di vivere lì, quando dall'altra parte del ponte ci metti, è vero che ci metti 10 minuti, no? Cioè quello che gli dice il Vise, dei nostri non c'è più nessuno qui, basta andare di là del ponte, siamo tutti di là, però di là non c'è più quella vita, no? Non c'è più quel rapporto con la vita che hai in una città insulare. Quindi è una trasformazione epocale molto grossa. È strano, cioè, bisogna porsi la domanda se ha senso voler salvare quella vita, voler dare un valore a quella vita, voler dare un valore al vivere in quel modo, e avere persone normali che vivono in una città così bella e particolare. Sì, però sono persone normali che vorrebbero viverci, anzi è bellissimo, però peraltro se ci riesci a viverci. E questa è, o invece la linea che oggi vince è quella di trasformare questi posti, come tanti paesi, centri storici della Toscana, no? Sono stato a San Gimignano, è fantasma in se stesso ovviamente, però è tenuto perfettamente. Così lo rendi bellissimo, lo museizzi, e ti rende tanto, perché ti rende tanto, 70.000 visitatori al giorno, è una bella rendita, però non c'è più il moicante. Ok, grazie. E poi il moicante è quello che il turista cerca, peraltro, questo poi è il cortocircuito assurdo, no? Perché quando le turiste vedono uscire Piero dalla casa, gli dico my brother local fisherman, loro dicono nice, perché è quello che non gli par vero di avere la casa con il pescatore dentro. Ecco, magari più come una curiosità, cioè è una tua esperienza particolare con Venezia che ha generato questo film, o è più magari l'esempio più calzante per il tema? Beh, è un po' tutte e due, nel senso che io ho un legame personale con Venezia, mio padre è cresciuto a Venezia, ho vissuto Venezia in questa trasformazione. Io vivevo a Padova, però andavamo tutti i fine settimana a Venezia da mia nonna e dagli amici di mio padre e dai loro figli, e piano piano questi amici di mio padre e soprattutto i loro figli, crescendo, se ne sono andati da Venezia, per cui compresa mia nonna, quindi a un certo punto non andavamo più a Venezia perché non c'era più nessuno. E quindi l'ho vista trasformarsi anche nella mia vita, non da cittadino, ma da figlio di cittadini. E anche mio padre stesso, per altri motivi, prima per studi, se ne è venuto via anche lui da Venezia. Comunque, insomma, quel mondo veneziano, e infatti il protagonista del film si chiama Piero, perché il mio unico amico rimasto da quando ero bambino a Venezia si chiama Piero, e allora l'ho voluto chiamare Piero. Cioè di tutti gli amici che avevo da bambino a Venezia è rimasto solo lui a Venezia. Non fa il moicante, fa il barista per i turisti, ovviamente. E quindi è un po' una storia personale, in parte, anche se non faccio parte di una famiglia di moicanti, però è anche la potenza simbolica, metaforica di questa storia in questa città, che diventa molto anche facile, se vuoi, no? Raccontare che cosa significa essere spinti fuori dal luogo dove vorresti vivere, perché c'è proprio un cambio percettivo, fisico molto forte tra il vivere a Giudecca e vivere a Mestre, no? Cioè c'è proprio una differenza molto evidente, che magari in altre città è meno evidente, no? come impatto, perché certo che è diverso vivere a Campo dei Fiori o in mezzo alla Tuscolana, però
anche a Campo dei Fiori ci sono le macchine, i motorini, no? Cioè, c'è qualcosa che unisce, mentre Giudecca e Mestre sono proprio due mondi sensoriali diversi, non so come dire. Mentre magari di solito il ruolo di cattivo è più Marghera che Mestre, magari. Beh, se non è qua, non è questione di cattivo, è oggettivamente un posto meno affascinante, non è che c'è... No. Cioè io non ho nulla contro Mestre di per sé. No. È un posto che non ha quel rapporto con l'acqua, con la natura che ha Giudecca, dove non c'è nessun... Sì, c'è il Redentore, ma tolto il Redentore non c'è nessun palazzo fico, non sto parlando di posti nobiliari, sto parlando di posti popolari. Anzi, le prime case di Mestre, il primo nucleo di Mestre vicino alla stazione è costruito simile alle case popolari di Giudecca, peraltro, perché li hanno spostati all'inizio e gli hanno fatto le case. Poi dopo hanno iniziato a costruire i palazzoni, quelli più brutti. Sì, dicevo perché la visione che si dà più dell'esterno di Venezia non sono magari i camini di Marghera, ma è proprio questa visione da tutte le terrazze assiepate di... Sì, ma è una città qualsiasi, in realtà potrebbe essere anche Milano o Bergamo, non so come dire, c'è quei palazzi. Grazie, complimenti. C'è ancora tempo per una domanda? Sembra di no. Ovviamente gli abitanti di Mestre si lamentano perché dicono che sembra più fico vivere a Venezia, no? Ma non è una questione di elitarismo, anzi è il contrario. È vero che le elite vivono a Venezia, ma perché le elite sono rimaste, cioè quelli con i soldi sono quelli che possono rimanere a Venezia. Il punto è che ci dovrebbero poter vivere anche quelli che vorrebbero viverci senza avere troppi soldi, invece non possono. Questo è il concetto. Sì, vero. E da questo punto di vista, nella fase di documentazione in preparazione del film, come dire, hai scavato un po' rispetto a questo tipo di richiesta? Ci sono stati dei movimenti, come dire, anche proprio di piazza, sociali? Sì, Venezia diciamo, negli ultimi 6-7 anni ha espresso un tentativo di resistenza, di opposizione a questa cosa, a differenza di altre città dove non esiste nessun tipo di movimento di questo tipo. Cioè a Roma non c'è nessuno che protesta per questa cosa, mentre Venezia ha costruito una cultura della resistenza. A Roma forse alcuni quartieri periferici mi viene in mente, ma sì, pochissime ma non c'è cose. nessuno che a Campo dei Fiori a Trastevere certo si lamenta. no. Non c'è, no, certo, chiaro. E Venezia lo è stato un po' di più, poi c'è stato tutto il fenomeno delle grandi navi e il comitato no grandi navi che ha trainato un po' anche questa direzione. Però sì, esiste un tessuto che però è abbastanza minoritario, perché sono 15-20 persone che si lamentano, di cui diciamo 5.000 sono anche poco credibili, perché magari sono gente che ha ereditato un palazzo sul Canal Grande che si lamenta, cioè non è che, sì. che ti lamenti. Andrebbe fatta una cernita No, anche nella lamentela. Però diciamo popolo vero che sì. diciamo che ha uno stipendio normale da essere umano e che vive a Venezia, vorrebbe continuare a rimanerci e cerca di rimanerci e si lamenta e prova a resistere, saranno 10-12.000 persone. Sì. Cazzo gliene frega, cioè, non contano nulla, perché il sindaco di Venezia viene eletto anche da tutti gli abitanti di Mestre e Marghera, quindi sono 200.000 elettori, di cui 40.000 nella città insulare. Di questi 40.000 metti che anche 20.000 si lamentano, sono comunque il 10%. E infatti ultimamente il sindaco e tutti gli assessori sono tutti espressioni della terraferma, però nel mondo non sono i sindaci di Mestre, ovviamente sono il sindaco di Venezia che funziona un po' meglio e gestiscono e fanno parte di quella classe di imprenditori immobiliari che gestiscono quella direzione. Una direzione, un progetto molto chiaro, cioè tutelare, conservare la bellezza architettonica di Venezia affinché diventi un museo perfetto che rende tutti andiamo a vivere in terraferma e Venezia la usiamo. È una linea, è un progetto molto chiaro che ha una sua coerenza economica. Quelle 20.000 persone che si trovano, 15.000 si trovano schiacciate in questa cosa, provano a dire no, ma scusate, ci sarebbe anche un senso nella vita di stare qua. Ma ce ne sono 70.000 al giorno in più che però fanno più rumore, evidentemente, quindi
c'è sempre chi E schiaccia. ovviamente ti trasformi piano piano, tutti i miei amici veneziani cercano delle sacche di resistenza e diventano attrazioni vere per turisti, no? Sì. Cioè allora ognuno tenta di fare, ci sono 2 miei amici che hanno aperto un pescivendolo che vende soltanto i pesci della Sì. laguna, c'è quelli che fanno le castraure che si chiamano i carciofi nell'isola di Sant'Erasmo, gli altri che adesso ci sono 2 che provano a fare le moecche insieme. Sì. Allora provi a cercare qualcosa, ma poi diventi essenzialmente una riserva indiana, dove poi c'è il circuito del turismo alternativo che viene a vederti, però non è l'effetto quello, fenomeno da baraccone dietro esatto, l'angolo. Siamo felici che Welcome Venice prosegua il suo percorso, che è partito appunto a settembre a Venezia con l'uscita del film, e ancora tante presentazioni in giro per l'Italia. Grazie Andrea per essere stato qui con Grazie noi a a voi. presentarlo in Arsenale. Come ti ho detto prima, bentornato, saremo felici di ritrovarti Ritorno presto. prossimamente, più di quegli anni che sono passati. Vabbè. Grazie a tutti voi per essere stati qui con noi stasera. Ciao.